Ecco a voi la rosetta con profumo di montagna. Realizzate con i nostri prodotti che trovate sul sito. Nonna Carmelina, che ci vuole per fare questa ricetta? Per fare questa ricetta ci vuole l'olio, la farina di tuminia, l'acciughe e formaggio semistagionato e fior di pepe e l'origano di montagna. Questi prodotti li troverete tutti nel nostro sito. Poi ci vuole ancora l'acqua, il lievito e il sale. Allora ragazze, iniziamo la ricetta. Giuseppe, facciamo una fontanina. Così, bene. Adesso mettiamo il lievito, un po' di sale. Robertuccia, metti un poco d'acqua. Dai ragazzi, sporchiamoci le mani e impastiamo e cagliamo. Dai, per te! O impastiamo! Per rendere più morbida la nostra rosetta, mettiamo un filo d'olio. Lo trovate sul sito. Facciamolo riposare per una mezz'oretta. Buonanotte! Buonanotte. Adesso che mezz'ora è passata, switchiamo, vediamo se si è svegliata. Roberto, che dici? Sì. Che carina! Bene, guarda! Spargi un po' di farina. Sì, bravo. Prendiamo l'impasto e lo mettiamo sulla farina. Facciamo una bella forma e la mettiamo in teglia. Giuseppe, dai, lavora un altro pochino tu. Adesso posala. Bravo. Dai Roberta, bella rotonda e la posi là. Giuseppe, mi hanno detto che sei molto bravo nei lavori di ceramica. Vediamo se mi puoi aiutare a fare una forma. Sì. Bravo. Ma vero bravo sei. Adesso facciamo delle incisioni. Sì. Facciamo un taglio netto. Sì. Sì. Stringiamo le estremità. Roberta, stringi pure tu. Giuseppe, stringi pure tu. Così. Che bel cuoricino. Giuseppe, mettiamo al centro della nostra rosa l'oliva. Con questo pannetto facciamo solo una croce. Così. Rose per te. Ok, stasera andremo a finire da Voci Nuove di Sanremo. Torniamo a 200 gradi per una mezz'oretta circa. Ok, rose per te. Ho sformato stasera. Che bella. Tagliamo la nostra rosetta. Ah, brucia. Bello. Adesso iniziamo a condire la nostra rosetta con le acciughe che troverete nel nostro sito. Aggiungiamo un po' di formaggio semistagionato che trovate nel nostro sito. Un filo d'olio. Buono. Il nostro olio. Troviamo nel sito anche il nostro origano. Mamma mia che odore. Concludiamo con il fior di pepe, il nostro. E adesso la chiudiamo. Così si prende l'olio. Mamma che meraviglia che abbiamo fatto! La nostra rosetta! È un quadro! Mamma mia! Ma veramente pare Giotto! Che cosa deve fare il Giotto? Niente! A dipingere! L'abbiamo rimesso! E adesso la parte più bella! L'assaggio! Che buono questo panino! Montanaro siciliano! Buono! Quella lice, quel formaggio, quell'olio! Quella farina e queste mani d'oro. Rose per te. Ho mangiato stasera. Trovate i nostri prodotti sul sito sicilianosolidale.com. Seguiteci sui nostri social. Lasciate un like, un commento e condividete. E spolliciate. Mi raccomando, seguiteci. Ciao!